Siamo pronti per lanciare questa campagna vaccinale che riguarda sia l'influenza sia il coronavirus. L'invito è di aderire all'anti-influenzale e anche per chi lo ritiene all'anti-Covid. Vaccinarsi è un atto di responsabilità per se stessi e per gli altri. Lo abbiamo imparato negli anni della pandemia e oggi, con l'approssimarsi della stagione fredda, è tempo di pensare a proteggerci, tanto più se siamo tra coloro che hanno il sistema immunitario fragile o compromesso. All'Ulsu 1 Dolomiti e in contemporanea in tutte le aziende sanitarie del Veneto, la giornata da segnare sul calendario è quella del 16 ottobre. Da quel giorno sarà possibile sottoporsi alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, del nuovo vaccino a mRNA aggiornato per la variante Kraken di Covid-19. Ci siamo lasciati alle spalle 3 anni di Covid molto impegnativi, torniamo a parlare fortemente, ma l'abbiamo sempre fatto, di vaccinazione antinfluenzale, una vaccinazione decisiva perché si tratta di una malattia stagionale. Abbiamo davanti 2 o 3 mesi molto buoni per prevenire e ridurre gli effetti gravi di questa malattia che rimane significativa. Si partirà con le consuete categorie di offerta. Per il Covid-19 inizialmente 2.900 dosi saranno indirizzate primariamente agli ospiti delle case di riposo, agli operatori addetti all'assistenza e ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario. A seguire operatori sanitari e soggetti affetti da patologie ad aumentato rischio di Covid severo. Per l'antinfluenzale sono in arrivo oltre 45.000 dosi di vaccino, 700 di queste del tipo quadrivalente per età pediatrica. È un vaccino che abbiamo disponibile ormai da alcuni anni, i pediatri di famiglia lo apprezzano molto, è di facile somministrazione, vediamo che l'accettazione di questo vaccino cresce. Lo scorso anno la copertura vaccinale ha sfiorato il 54% della popolazione. Braccio operativo della campagna vaccinale saranno i medici di medicina generale. Li dobbiamo ringraziare per questo lavoro per tutto il lavoro che stanno facendo, ma in particolare per affiancare appunto l'azienda sanitaria nell'ambito appunto della vaccinazione antinfluenzale e anti-coronavirus. È un ruolo fondamentale, la persona si rivolge al proprio medico di fiducia ed è giusto così.